l'idea è stata sua e anno dopo anno è arrivato al terzo torneo, però mi sembra siano ormai 8 le manifestazioni fatte in questi 3 anni praticamente, quindi è un'iniziativa che ha preso piede. Non è un'iniziativa ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, perché non lo può essere, qui è divertimento, è gioco, è giusto che sia così, perché tutti devono poter giocare e devono poter divertirsi. Mi piace quello che ha detto prima sempre Andrea, speriamo che il calcio ritorni il calcio non delle veline, non dei soldi, ma della passione, del divertimento, e questo dovrà essere il futuro, perché anche le nuove normative, le nuove leggi anche in materia finanziaria stanno sempre di più portando a questa soluzione. Il calcio a 5 negli ultimi anni è quello che ha anche sostenuto e parato ed è uno sport con altri principi, se vogliamo chiamarli così tra virgolette, che però non hanno niente a che fare con il nostro mondo di dilettanti e di sportivi. Grazie e buon proseguimento per quelli che hanno la fortuna di fare questa crociera. Grazie. Grazie Presidente, ma poi la fortuna l'avremo tutti naturalmente dopo il pranzo di visitare la Magnifica. Io direi, così balzate in mente un'idea prima di passare la parola naturalmente a Luigi Pagana, visto che il Presidente sottolineava che non può essere definito a livello ufficiale naturalmente il patrocinio del torneo perché non c'è chiaramente questa disciplina, chissà che un domani, e che noi siamo magari onorati di dover dire, oltre al calcetto, che spesso volentieri viene chiamato così il calcio a 5, no? Oltre al calcio a 5 abbiamo istituito anche una sezione particolare di calcio in crociera e magari le dimensioni del campo le prenderemo proprio dalla Magnifica e chissà quanti altri o pochi altri potranno avere il piacere di avere queste dimensioni, perché giocare appunto in crociera è veramente una cosa straordinaria, eccezionale. Prendiamocela questa sfida, perché no? Magari tra qualche anno avremo anche questa possibilità di avere ufficialmente le dimensioni dei campi, ma anche il patrocinio, tutta l'organizzazione della federazione per quello che riguarda il calcio in crociera. Presidente. Sfida accettata. Oh, facciamo un applauso allora al Presidente, ci fa piacere che le innovazioni così vengono colte subito al volo. Innovazioni che abbiamo anche questa mattina con il tecnico, perché il neoallenatore del Casinò di Venezia calcio a 5, abbiamo avuto con le ragazze il portiere della nazionale Lapenzo, oggi abbiamo invece Marco Arcolessi per quello che riguarda i nazionali, poi ne andiamo a presentare, però naturalmente per Luigi Pagana il compito di guidare questa squadra. Un applauso al tecnico Luigi Pagana. Allora, prima di tutto non vi nego che c'è una certa invidia nel venire su questa nave, perché noi sono 3 settimane che abbiamo iniziato la preparazione e stiamo, come si suol dire, faticando abbastanza, mentre voi ovviamente siete pronti per partire per un'apertura divertente e sicuramente rilassante, ma il calcio a 5 soprattutto non è altro che divertimento per quello che mi riguarda, quindi sicuramente questo è l'ambiente ideale per poterlo praticare. Calcio a 5 diciamo che è quello sport che praticano ormai un po' tutti, chiamandolo calcetto, ma sempre quello è, e che fa un po' ritornare ad essere bambini, che quello dopo aver visto la partita di calcio in televisione viene voglia di praticare insieme agli amici, chiamando 4 persone da una parte e 5 dall'altra per fare la classica partitella, che è poi quello che succedeva quando eravamo bambini, probabilmente insomma era più praticata in Italia, che a livello federativo penso sia la 3ª disciplina in Italia, quindi una disciplina che sta crescendo con i numeri, ma come ho detto prima fondamentalmente è divertimento, infatti non per niente è quello più praticato a livello amatoriale, perché è quello che ci diverte fare, dopotutto chi ha la passione per il calcio non riesce probabilmente a applicarla fino a età avanzata nel calcio, ma il calcio 5 sì, insomma, ci gioca molto. Questo è il calcio a 5 e l'ambiente ideale, perché è passata una settimana in questo ambiente potendo anche praticare questa disciplina, questo sport, anzi divertirsi in questa situazione qui, penso sia l'ideale. Grazie mister, anche perché poi più tardi avremo modo di parlare ancora tantissimo di lei e di tanti aspetti che andremo anche a riscoprire e a scoprire naturalmente grazie del Casinò di Venezia calcio a 5. Venezia ha una grande tradizione naturalmente per quello che riguarda il calcio a 5. Noi ci arroghiamo un po', noi veneti, veneziani in particolare, ci arroghiamo assieme a Roma, diciamo un po' di avere il
natali di questo sport, perché vedo naturalmente più di qualche capello bianco anche qui, e chi non ha mai giocato nei campetti, nei campielli, nelle calli appunto di Venezia o del Veneto, quello che un tempo si chiamavano le portine, cioè con le varie sponde, gli spigoli dei palazzi che ci davano la possibilità appunto di divertirci. Ebbene, introduco proprio Venezia perché con noi la signora Cristina Fabris dell'APT, che vorrei appunto qui con un saluto, la accompagniamo con un applauso, perché scorgevo prima che sorrideva, forse vedeva naturalmente anche questo tipo di divertimento che purtroppo a livello di campielli ancora diciamo non si verifica attualmente, però è un'immagine di Venezia che ancora c'è. Buongiorno a tutti, io con piacere porto i saluti dell'azienda di promozione turistica di Venezia e oggi sono qui accogliendo con molta soddisfazione questo invito, perché questa innovativa iniziativa che da qualche anno ormai si sviluppa all'interno di queste meravigliose navi e alberghi galleggianti non può che sicuramente essere la tradizionale vacanza in nave, la crociera, che non è solo bellezza, non è solo vacanza, non è solo relax e divertimento, ma diventa anche quasi una coesione della famiglia, se posso dire, perché il calcio, ovviamente essendo una donna non ho avuto modo di testarlo personalmente da ragazza, però non è altro che come dire, lo sport più tradizionale, più sano vorrei dire, che tutti i ragazzi hanno giocato, e quindi appunto portarlo e riproporlo in una crociera vuol dire avere anche la vacanza della famiglia all'interno di una crociera, che a pieno titolo ormai è la vacanza che tutti potremmo fare. Quindi con molto piacere io auguro a tutti una buona giornata e che l'iniziativa abbia sempre maggiore successo. Grazie a tutti. Ringraziamo la signora Fabris Cristina che ci ha portato a fare coesione, ma io vorrei invece ora, grazie al modo di far squadra anche con i miei tecnici, di vedere qualche immagine per quello che naturalmente possiamo andare in sintesi a vedere, perché le situazioni sono state tantissime, le immagini anche del femminile appunto che si è svolto a maggio, affinché non solo la signora Cristina ma anche tutte le ragazze che sono presenti possano avvicinarsi a quello che è il calcio in crociera, perché le ragazze si sono veramente divertite. Allora, mi stanno dicendo di attendere appunto qualche istante, ma tra poco sarà pronto il filmato. Prima, quando si parlava di squadra, e questo da mister Pagana forse già lo conosce, un tempo si diceva che i nostri ragazzi, quelli che diciamo dribblano sempre, in tutta Italia vengono definiti i veneziani. Non so se ti è già successo o capitato, perché mister Sannino, neo allenatore del Varese, mi diceva questo: quando un atleta dribbla sempre è il veneziano, forse perché noi non abbiamo la caratteristica di fare lanci lunghi. La zona sperimenterò sicuramente se c'è questa tendenza. Grazie mister, intanto vedo che le immagini sono partite, quindi le vediamo.